Antonino, se ci sei, batti un colpo. Ah, Antonino, c'era il Antonino, microfono abbiamo... chiuso, scusate. Amiche e Ah, amici miei, ma non dell'avventura, di nuovo buonasera. Avete ascoltato l'immenso Lou Reed, Sweet Jane live, un intro di chitarra francamente leggendaria nell'anno di grazia 1973, qui sulle magiche onde di Radio Libertà, chilometro Zoom, il sottoscritto è Lorenzo Viviani. Allora Lorenzo, tu ci sei? sì, ci sono, ci sono. Io ormai sono abituato a fare 7 cose insieme, però naturalmente essendo un uomo e quindi avendo una marcia in meno rispetto alle donne, poi mi perdo. Quindi stavo scrivendo un messaggio che volevo mandare a te, l'ho scritto a un'altra persona e quindi ho fatto un casino come al solito. Però detto questo, sapevo che avevi un racconto che arriva da lontano, che volevi, insomma, deliziarci in questa seconda parte di Chilometro Zoom, Sì, che è un po' la allora, parte un po' più relax. sì, allora, siccome si parlava appunto di guerre commerciali, io ora vi racconto una cosa. Questa è un'inchiesta che ho fatto insieme all'amico Luigi Chiarello per Agricoltura Oggi nel lontano 2010. Ecco, vi leggo il titolo. L'inchiesta, l'ambasciata italiana, questo è Italia Oggi del 28 agosto 2010, inchiesta, l'ambasciata italiana denuncia l'ostruzionismo del governo argentino alle importazioni. L'Argentina boicotta il Made in Italy, blocchi in dogana, permessi a rallenti. L'Italia diretta al WTO. Era all'epoca la presidente della Repubblica, era Cristina Fernandez Kirchner. Oggi invece sapete che c'è Javier Milei, tra l'altro lui è pure calabrese perché i suoi nonni sono di Rossano, Rossano Calabro, ora si chiama Corigliano Rossano, però è calabrese. E praticamente cosa successe? Ve lo voglio leggere. A un certo punto, verso la metà di giugno di quell'anno, l'Argentina ha cominciato a rallentare per esempio l'arrivo in dogana della pasta prodotta in Italia, e spiega Italia Oggi Giuseppe Pezzulo, direttore dell'ICE, Istituto per il Commercio Estero a Buenos Aires, almeno lo era allora nel 2010, non lo so se lo sia ancora. Si tratta di un'operazione di disturbo continuo. Per far entrare della pasta in Argentina servono spiegazioni. Si stanno manifestando fermi alla dogana che durano fino a 15-20 giorni. Non danno i documenti, la prassi è diventata molto più lunga. Sono quelli che noi chiamiamo ostacoli non tariffari, perché non sono tariffari, ma di altra natura. Questa è un'operazione di disturbo a tutti gli effetti. A segnalare le difficoltà di importazione sono stati in primis gli importatori locali, che hanno lamentato forti ritardi nella consegna dei documenti per lo sdoganamento delle merci. Pezzulo conferma a Italia Oggi che ciò avviene in base a nuovi provvedimenti non scritti e applicati di fatto dalle autorità locali. Per essere più chiari, il direttore dell'ICE rivela che la misura non è stata formalizzata in un divieto di importazione. In sostanza ci si limita a contrastare l'effettiva realizzazione delle importazioni attraverso il rallentamento delle pratiche procedurali. Attenzione, su queste pratiche di ostruzionismo Pezzulo non ha alcun dubbio. Alla fine, chiosa, gli argentini ottengono il risultato che vogliono. E questo è il vero problema, perché spiega, se un'operazione di disturbo portata a questi livelli dura 3, 4, 5 mesi, gli importatori cambiano lavoro. Di più, Pezzulo spiega anche i costi del blocco. Una volta che la merce è arrivata in Argentina, l'importatore è già pagato, quindi il danno ricade sull'importatore argentino. Il commento del Mm. direttore ICE è amaro. Questi lo fanno apposta, poi magari alla fine quasi tutti i container vengono sdoganati. Però l'azione di disturbo è talmente forte che uno o cerca di rinviare nel tempo l'importazione o di fare un'altra cosa. Ora, io Dica. non suggerisco certo al governo italiano di adottare comportamenti del genere con certe merci in arrivo nei nostri porti. Però vi voglio spiegare cosa vi voglio dire con questa roba qua. Che giochi sporchi, quando Mm. si va all'estero sui prodotti italiani, come vedete, in quel caso furono i kirchneristi, oggi Milei anzi ci stende il tappeto rosso perché lui si dice grande amico della Meloni, quindi queste cose non esistono più. Ma a quel tempo queste cose furono fonte di problemi per gli importatori.
Quindi se noi andiamo all'estero dobbiamo stare con 2 piedi in una scarpa. Mentre invece ti arriva il prodotto da fuori, che addirittura c'ha su il diserbante, che qua da noi è vietato da 30 anni, e però lo dobbiamo prendere perché abbiamo l'accordo di commercio. Allora, o qui veramente sulla fronte ci abbiamo scritto Giocondo, o se no io non so che cosa dire. Allora, a maggior ragione, ricordatevi, quando siete davanti allo scaffale, voi votate, cercate di votare bene. È proprio così, caro Anto, perché siamo noi che siamo i fautori del nostro destino, è inutile che ce lo raccontiamo. E un gesto come quello di scegliere il prodotto, e naturalmente ogni volta facciamo la solita specifica, che naturalmente sappiamo molto bene, l'ha detto anche prima il presidente Carloni, eh, c'è anche da fare naturalmente i conti col portafoglio, però guardate, sì, sì e no. Poi, capito, poi ora i conti col portafoglio, giustamente, diamo anche più importanza a quello che mangiamo rispetto a tante altre cose, perché io purtroppo vedo anche nella nostra società che a volte mi dicono: ma che società? Che la gente magari veramente lesina e compra dei prodotti. Noi siamo quello che mangiamo, che fanno, diciamo, di pessima qualità, però c'ha l'ultimo iPhone. Allora, ragazzi, l'ultimo iPhone, ora non me ne voglia la Apple e non mi citi quereli nella Apple, però, ragazzi, ci sono cose più importanti di un telefonino. Io vedo gente che si indebita per comprare le cose, fa 72.000 rate, capisco che si compra un po' di felicità estemporanea, però quella lì non è salute, mentre mangiare bene, mangiare dei prodotti di qualità vuol dire salute. Magari andate una volta in meno al ristorante e cercate di comprare prodotti della nostra terra e del nostro mare, e soprattutto scegliete dei prodotti di stagione, perché guardate, è naturale che si puoi prendere dei prodotti destagionalizzati, fuori contesto, dovete prendere prodotti esteri, magari costano anche di più. Però se Appunto. si compra la frutta di stagione, uno cerca di dei canali appropriati, c'è la possibilità. Certo che è un impegno, ecco, quello sì. Nella vita quotidiana è un impegno in più. Quello è inutile raccontarcelo. Vuol dire mettere attenzione, vuol dire spendere un attimo in più del proprio tempo. Io quando vado a fare la spesa mi perdo, ad esempio, eppure non mi diverto a fare la spesa. Però magari vado in 3 posti diversi, perché se devo prendere mi dice mia moglie, prendi un limone, e vado lì e c'è il limone argentino. Ora, se me ne vogliono gli argentini, sono anche simpatici, Come ma no? non lo compro. Anche se devo andare in un altro negozio, non lo compro. Un altro invece dice: vabbè, non li ho trovati, lo compro e buonanotte. No, invece prendo, lo lascio lì a marcire, ma non perché ce l'ho con l'Argentina, perché è da stronzi, quando è il periodo di limoni in Italia, comprare un limone che viene dall'altra parte del mondo, che ha Esatto. viaggiato, che non so che fitofarmaci hanno utilizzato e che va a far concorrenza al limone italiano. E allora, perdonatemi, per non sentirmi stronzo, giro e me ne vado da un'altra parte, e finché non trovo il limone italiano sarò psicopatico, e lo faccio. Serve tempo, non tanto portafoglio, ma tempo, e dedicarci un po' di tempo in più. Sono cose piccole, ma poi uno va a fare le chiacchiere da bar, si espone in politica, va a fare i sermoni in giro, e se poi quando vado a comprare mi comportassi in una maniera diversa, lo dico anche agli ascoltatori appassionati di politica, se chiamate in radio, sicuramente i nostri ascoltatori sono tutti bravi, ma se chiamate in radio gli appassionati, e poi quando siete a fare la spesa, lì è la prova del 9, è lì il banco di prova, è lì la decisione, è lì che cambia. Le proteste Ecco, che funzionano, Antonino, sono sempre quelle dove, posso dire un francesismo, dove ci si mette il culo, esatto. Noi dove ci ci metti qualcosa del tuo, dove spendi il tuo tempo, dove doni del tuo tempo. Allora lì sì. Noi oltre al culo ci mettiamo anche la poesia, perché chi vi sta parlando, ovvero Lorenzo Viviani, è anche presidente del Parco delle Cinque Terre, quindi io mi vado a portare immediatamente a Monterosso, dove l'Eusebio nazionale, come lo chiamava Carmelo Bene, cioè Mm. Eugenio Montale, Eugenio, svernava e bravo. Ma come villeggiava. me lo citi? E Ma come me lo allora citi così? ma Vai. io ho scattato anche una bellissima foto quando sono venuto giù a realizzare il libro di tuo papà, ora lo possiamo dire. Io ho Mm. preparato un libro con le memorie del comandante Naccia, il papà di Le Lorenzo memorie sembra, Viviani. povero, è Vabbè, i ancora in ricordi, salute, sta bene, diciamo. lo salutiamo anche perché ci ascolta, Certo, poveretto, si starà toccando con tutte e fa mano pure destra, mano bene. sinistra
i gambasisi, ecco. Fa pure bene, in omnia pericula tasta testicula. Ma detto ciò, è una bellissima foto che io ho scattato con la mia reflex in pellicola, che uscirà ovviamente in questo libro, e sono proprio i limoni di Monterosso e sono i limoni di Montale. Quindi mi permetterei, visto che hai citato il limone, visto che è anche stagione, quando andate a comprarli, ascoltate quello che dice l'Eusebio Nazionale, ovvero Eugenio Montale, premio Nobel nel 1975, se posso. Ascoltami. I poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco osati, bossi ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro. Più chiaro s'ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove, e i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra, e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza e dell'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che s'allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro ci mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase, la pioggia stanca, la terra di poi. S'affolta il tedio dell'inverno sulle case. La luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, da un malchiuso portone, tra gli alberi di una corte, ci mostrano gialli i limoni, e il gelo del cuore si sfà, e in petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E che dire, sono le 18:30 con I limoni di Eugenio Montale, detta, insomma, recitata questa poesia in maniera esemplare dal calabro milanese Antonino Danna. Vi salutiamo e ci risentiamo naturalmente per il prossimo venerdì per Chilometro Zoom. Con questa immagine, fatemi dire, è anche il Parco del Cinque Terre, anche il Parco Letterario Eugenio Montale, che in questo momento è proprio questo paesaggio che di solito è conosciuto per i suoi vigneti, ma è conosciuto, e naturalmente l'ha reso celebre le poesie di Montale, per questi orti, per queste zone, questi limoneti che riempiono di colore l'inverno delle Cinque Terre. Con questo vi saluto e un carissimo abbraccio al prossimo venerdì. Ciao a te Antonino, ciao a te Natalia e ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Grazie Lorenzo, adesso pausa, pubblicità e poi qui Parlamento con il senatore Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse?
bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Qui Parlamento. Questa settimana doppia razione del senatore Claudio Borghi Aquilini, che ringrazio come sempre per il suo tempo. Lo ritroveremo poi martedì con Scuola di Magia. Senatore, ben trovato, buon venerdì. Ciao, buon venerdì. Mi prendete che sto facendo da guida turistica a 2 importanti ospiti americani, e quindi vabbè, insomma sto camminando, quindi non vogliatemene. Però sto cercando, come vi ho detto tante volte, di tenere bene i rapporti con l'amministrazione americana, e quindi oggi mi tocca. Mi sembra ottimo. Comunque la prossima volta, se è a Milano, io ho fatto per anni la guida al Duomo, quindi nel caso Vedi? se ne può parlare. Infatti sono proprio sotto il Duomo in questo momento. Ecco, perfetto. Allora, se gli fa guardare la facciata della cattedrale, la Statua della Libertà, certo, è esatto, la prima cosa che gli ho fatto vedere. Eccellente. Io restavano sempre a bocca aperta quando glielo raccontavo. Spettacolare, ottimo. Lei sarebbe stata una grandissima guida del Duomo. Senta, invece ma io ho fatto anche l'esame da guida turistica, pensa, poi dopo allora un collega pure, a posto siamo. Benissimo. Senatore, questo DL bollette invece finalmente riusciamo ad abbassare i conti? Allora, innanzitutto anch'io devo vedere bene come sono i conti finali, perché come ben sapete le cose non sono semplici, cioè uno non può dire abbasso le bollette, punto. Perché ci sono tutte delle regole europee, mondiali, spaziali, galattiche, no? Che ti dicono che tu allora non puoi permetterti di fare così perché altrimenti stai tirando via i soldi a chi ha una concessione pluriennale, e quindi allora poi dopo arriva la come si chiama, la corte di qua, la corte di là, Strasburgo, così questo tipo. Giusto per capire come sono rischiose queste situazioni, una delle sentenze di base, che sono quelle che hanno sancito l'inesistente per me, ma esistente per tutti gli altri, primato del diritto europeo rispetto a quello italiano, che è uno dei problemi fondamentali del nostro essere, cioè vale a dire di credere che c'è un qualcosa che non ha Costituzione, che noi non abbiamo votato, che niente, che invece è superiore alle nostre leggi, è stata proprio una contestazione su una bolletta della luce. Perché la famosa sentenza Costa contro Enel, che è quella utilizzata proprio di base per teorizzare il fatto che il diritto europeo è più importante rispetto a quello italiano, è stata proprio derivante da il signor Costa, che ha deciso di protestare contro una cosa che gli veniva fatta all'interno della bolletta della luce, e che quindi poi è arrivata l'Europa e ha detto che aveva più ragione lui che la bolletta della luce, e quindi uno dice sì, ok, bene, no? Cioè, per una volta ha dato ragione al consumatore, sì, però questa roba è stata utilizzata per decidere che l'Europa decide su tutto, e quindi ancora adesso bisogna stare attentissimi quando si fanno queste leggi per cercare di calmierare le bollette, perché altrimenti si rischiano di fare disastri. In questo caso chi l'ha pensata, e vi assicuro non so chi sia, secondo me ha fatto una cosa sveglia. Ha utilizzato un sistema tale per cui si sposta parte dei profitti, diciamo così, dai produttori ai consumatori in un modo creativo, mi verrebbe da dire, il risultato è che quindi dovrebbe alla fine di questo processo arrivare un deciso miglioramento delle bollette degli italiani. Staremo a vedere.
Beh, certo, decisamente. Senatore, oltre a questo, la settimana come si chiude? Ma oltre a questo, la settimana si chiude con il famoso decreto 1000 proroghe, che è stato gestito alla Camera, e poi con una considerazione che anche qui bisognerà vedere il testo complessivo, però credo che ci siano delle buone notizie per tanti, insomma, che aspettavano delle proroghe di situazioni che erano a loro favore, e dall'altra parte però sta succedendo una cosa che fa capire che tutto il mondo è paese, no? Vale a dire con la Corte Suprema degli Stati Uniti che dà torto a Trump sui dati. Esatto. E quindi questo io spero che sia molto istruttivo per la gente che dice ma perché non fate le cose? Non facciamo le cose in molti casi perché se la Corte Suprema americana, che per maggioranza è stata nominata da Trump stesso, riesce a dargli torto, figuratevi che cosa succede con la nostra Corte Costituzionale, che è l'equivalente della Corte Suprema, dove un terzo è nominato dai giudici e quindi sapete da che parte arrivano, un terzo è nominato dal Presidente della Repubblica e quindi sapete da che parte arriva, e un terzo è nominato dal Parlamento che quindi deve dare di questi 5, diciamo adesso ce ne sono 3, diciamo così, di centrodestra e 2 di centrosinistra. Quindi questo, quando uno pensa che siamo solo noi degli incapaci perché non facciamo una cosa, non facciamo l'altra, insomma, secondo me dovrebbe stare abbastanza attento, ecco, perché in realtà vedete che persino all'uomo più potente del mondo arriva qualche corte, qualche giudice, qualche cosa che gli dice che non può fare quello che vorrebbe fare per cui è stato eletto. Infatti, decisamente. Senatore, mi sembra che questo sia già un bel trucco che anticipa bene la prossima puntata di Storia di Scuola di Magia. Io la lascio, insomma, questa... Grazie, che ho gli ospiti che sono gentili e preferisco prestargli attenzione. Allora, grazie, buon proseguimento e a martedì. Grazie. Ciao. Di nuovo. Allora, sigla è Roy Paci, Shuri Shuri 2003. Qui Parlamento. Com'è, Picciotto? Tutto a posto? Stavo arrivando dopo una parata di pausa. Mi pare giusto che sempre per la causa. Fare donare sempre fischicchio di prima. Mi fa ballare magari che dica solleva. Mi fa ballare vecchie nane piccine di casa. Motor che io cose che si vedono mica bene. Che si cercano che si sciusciano. Si pigliano le chiacchiate. Ma con la gioia della gente spensierate.
Giore, giore. A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, lui era Roy Paci insieme a Chiara Tusca, Shuri Shuri, anno di grazia 2003. Dove andiamo? Andiamo in Sicilia, perché questa è l'ora dei nostri giri turistici lungo l'Italia tra bei posti e buone cose da mangiare. Questa sera noi abbiamo Rosalia Dalì, che è assessore al turismo presso il comune di Trapani, ma soprattutto è presidente di West of Sicily, il distretto turistico della Sicilia occidentale, e ci racconta come si può fare come si possono fare delle belle vacanze in un posto che anche adesso, in questo così freddo 20 febbraio, vi permette, grazie a un tocco di scirocco, di stare già con una giacchetta un po' più leggera ad apprezzare storia, cultura, buon cibo, tradizioni e molto altro. Vai pure Natalia! E allora, la mia gradita ospite di questa sera è Rosalia Dalì, che è assessore al turismo, cultura ed eventi del comune di Trapani, ma è altresì presidente di West of Sicily. West of Sicily, distretto turistico Sicilia occidentale, che peraltro alla BIT 2026 si è presentato su questo tema, come scrive degustaviaggi.it della nostra Maddalena Baldini. In Sicilia occidentale il tempo e l'esperienza, l'offerta turistica è consapevole, umana e interconnessa. E si parte da Gibellina e dal bellissimo Cretto di Burri, che è la più grande opera di land art al mondo. Ma partiamo dall'inizio. Assessore, allora, che cos'è questo West of Sicily? Sì, buonasera, grazie per l'invito. Noi siamo una DMO, una Destination Management Organization, riconosciuta dalla Regione. Siamo una delle 5 DMO siciliane e rappresentiamo un'unica grande destinazione, un'area vasta, ovvero un'area della provincia di Trapani, che comprende quasi tutta la provincia di Trapani e che è in grado di offrire ai turisti, ai viaggiatori, delle esperienze di viaggio speciali, perché spesso il nostro territorio è conosciuto soltanto come un luogo dove venire a fare dei bei bagni, perché in effetti abbiamo delle coste, delle spiagge bellissime, abbiamo delle isole fantastiche che sono le isole Egadi, ma abbiamo anche tanto di più. E allora un po' con questa finalità, un po' con la finalità di volere anche comunicare una destinazione che è fatta anche di aspetti culturali, naturalistici e anche per scegliere un turista che a sua volta ci scelga perché ama questi contesti, e abbiamo deciso di mettere assieme le forze, quindi tutti i comuni siamo uniti e abbiamo messo su un unico grande brand che è West of Sicily, quindi rinunziando ciascuno di noi al nome del proprio comune, ma ci sono comuni importanti oltre Trapani che è il capoluogo di provincia, abbiamo Marsala, Mazzara del Vallo, Gibellina, San Vito Lo Capo, Erice, cioè delle destinazioni, Custonaci, già diciamo dei comuni con grandi identità, ma abbiamo capito che insieme, creando un marchio ombrello che è la West of Sicily, che già anche ti fa capire dove siamo localizzati, siamo a ovest della Sicilia, questo ci ha consentito di essere più forti e più efficaci nella comunicazione e di poter competere con destinazioni molto più famose. Del resto non abbiamo inventato nulla di nuovo, è quello che da anni fanno in Chianti, da anni fanno nelle Langhe, Monferrato e in tantissime altre destinazioni dell'Italia. Quindi uniamo le forze e promuoviamo un unico brand, ma soprattutto una tipologia di vacanza e di viaggio che pone l'uomo, l'essere umano al centro di tutto, per non farlo sentire uno dei tanti turisti, ma una parte integrante della nostra comunità. Ecco perché noi vi proponiamo di fare da noi in Sicilia occidentale delle esperienze a dimensione umana, come può essere andare per cantine, come può essere girare nei borghi, come può essere delle esperienze gastronomiche autentiche, dove ancora trovi la materia prima a chilometro zero, il pesce fresco appena pescato, piuttosto che con cui si può cucinare del couscous alla trapanese, ma anche i nostri vini autoctoni. Cioè davvero è come se vivesse in provincia di Trapani un abitante di Trapani. Non so se mi sono spiegata. Insomma, trapanesi non si nasce, ma si può diventare con il vostro turismo. Questo è il senso. Sì,
Questo è il senso e anche la nostra, il volerci, diciamo, posizionare e differenziare. Perché guardi, signor Danna, noi viaggiamo tutti ormai, Sì. diciamo, ormai il viaggio è qualcosa di accessibile a tutti e abbiamo visto nel corso degli anni delle mete devastarsi. Ci sono delle città dove gli abitanti scappano perché sono fagocitati dalle masse turistiche. Ci sono luoghi dove vuoi mangiare una cosa tipica e poi scopri invece che la richiesta è talmente alta che l'offerta non può accontentarla e quindi spesso viene importata questa materia prima e ci sono degli esempi eclatanti in Italia e anche in Sicilia. Ecco, noi invece vogliamo che il turismo abbia un suo sviluppo, ma deve essere uno sviluppo sostenibile e rispettoso sia del contesto, dell'ambiente, ma anche del turista stesso. Ecco, appunto, c'è un discorso di fondo che mi colpisce molto quando lei dice che Sì. l'offerta turistica deve essere consapevole, umana e interconnessa, perché a me pare che molto spesso il cosiddetto turismo altro non sia che spostarsi da un posto all'altro, girare su se stessi, facendo generalmente fotografie di se stessi in posti che nemmeno si capisce, e di Esatto. conseguenza quando poi si torna a casa in realtà è stato solo un grande spreco di cherosene, benzina, quello che si usa È per vero. volare o per andare in giro con la macchina, e poi però non è rimasto dentro niente. Ora, io non Esatto. pretendo che uno che va a fare un weekend, per esempio, a Custonaci, torni che si sente Goethe nel Viaggi in Italia e ci scriva 200 pagine di libro, per carità. Però appunto cosa gli possiamo dare di più che un semplice farsi le foto nel solito posto alle Cave di Marmo e dire vabbè, sono stata a Custonaci, e poi? E infatti l'elemento è far sì che il viaggiatore non sia un semplice, diventi un consumatore mordi e fuggi, ma il viaggiatore per noi deve diventare una persona che deve vivere un'esperienza e quindi un portatore sano di conoscenza ed esperienza. Però per fare questo colgono due cose: selezionare il viaggiatore che cerca questo tipo di cose, perché sappiamo che c'è tanta gente che non fa altro che viaggiare e sceglie mete per arricchire la lista dei luoghi visti. Infatti. Ecco, noi non vogliamo essere nella lista dei luoghi visti nell'arco di una vita, noi vogliamo entrare invece nella lista dei luoghi che ti hanno lasciato un'emozione forte, nel quale vuoi ritornare anche più volte. E quindi noi vogliamo innanzitutto individuare questo target e poi a questo target dobbiamo essere fedeli e dobbiamo essere onesti e garantire quel tipo di esperienza che lui si aspetta. Per questo noi ci uniamo tra comuni, nella nostra DMO fanno parte anche i privati, perché poi noi dobbiamo essere leali e onesti col viaggiatore, quindi offrire questo tipo di vacanza. È una vacanza dove tu quando vai via non vedi l'ora di poter tornare, ma per rifare l'esperienza, per farne una simile, perché ti ha lasciato un'emozione dentro. Noi ad esempio abbiamo utilizzato come logo della nostra West of Sicily quello che è la caratteristica del nostro territorio, ma anche quello non si può trasformare in uno strumento di consumo, ed è il tramonto. Noi siamo Occidente, si sa, il sole tramonta a Occidente e i tramonti della Sicilia occidentale sono davvero unici perché sono sul mare, a seconda la stagione possono essere dietro un'isola o dietro un'altra, si riflettono sulle vasche delle saline, nella zona delle saline, dando dei colori meravigliosi, la puoi vedere da Monterice. I nostri tramonti sono proverbiali, però anche quello, non siamo l'unico posto dove c'è il tramonto, giusto? Il nostro è bellissimo, ma chi lo vive non si deve sentire in un contesto come di massa, ma deve viverlo veramente come un'esperienza dell'anima, perché è un'esperienza dell'anima, ma devi essere predisposto e devi voler quello. Perché, ripeto, se voi venite nelle zone delle saline, al tramonto, vedete questo sole, con queste vasche che diventano rosa, viola, secondo il colore del cielo, perché si riflette, è un'esperienza magica. Ecco che quindi è una responsabilità nostra, ma anche diciamo, comune, di chi fa le politiche turistiche, ma anche di chi lo offre il turismo, quello di mantenere la promessa fatta. Senta, a parte il fatto che io stavo già sognando i tramonti sulle saline, perché
magari con un buon bicchiere di vino Perché no? e però è anche una tartina, ma con l'uovo di tonno, ma pescato in Sicilia, non quello Certo. importato. Quando io le dico che tanta materia prima in generale a volte non riesce a soddisfare la domanda, significa questo, cioè noi non possiamo avere, secondo me, dal nostro punto di vista, milioni di turisti concentrati in 2 mesi. Noi dobbiamo arrivare a questi numeri, ma dobbiamo allungare la stagione, anche perché le garantisco che ogni stagione ha i suoi colori, i suoi profumi, i suoi Come no, sapori, come le sue no. le potrei, guardi, anche anche l'inverno. Qui vero. poi, oggi ad esempio c'è una giornata meravigliosa, puoi fare una passeggiata e arriva al mare ed è meraviglioso, o puoi decidere di andare appunto a Gibellina a vedere il museo a cielo aperto che è l'arte contemporanea, quindi magari in piena estate fa un po' caldo per certe cose. Quindi noi questo vogliamo, diciamo, cercare di trasferire. Non venite tutti a luglio e agosto, perché guardi, neanche riesci ad apprezzare le cose meravigliose che ci sono in quel periodo, perché diventiamo troppi. Infatti, anche questo significa turismo responsabile. E tra l'altro, come Certo. si fa a dire alla gente, appunto, cerchiamo di non essere troppi, perché dopo significa solo depredare il paesaggio, la cultura, anche Esatto. perché vorrei dire, qui c'è una sorta di triplo perno, tra l'altro, di quello che fate. Parco archeologico di Segesta, le leggendarie Orestiadi a Gibellina, inventate dal senatore Corrao, il luglio musicale trapanese, quindi non c'è soltanto vedere, farsi le foto, farsi i bagni, mangiare bene, c'è soprattutto, prima di tutto, c'è l'anima. Sì, c'è intanto un'offerta culturale, mi creda, di livello. E questi sono 3 luoghi che ha citato dove sono meravigliosi dal punto di vista proprio estetico, visivo, perché uno è un teatro di pietra, del Parco di Segesta. Le Orestiadi vengono fatte tra il Cretto di Burri e le Case di Stefano, alle spalle c'è questa meravigliosa installazione che è la Montagna di Sale di Paladino, che è un posto meraviglioso. Il luglio musicale trapanese principalmente lo fa all'interno di una villa monumentale, sotto degli alberi secolari maestosi, meravigliosi, e sono 3 festival completamente diversi dove si intreccia l'opera lirica, ma di livello, il teatro di prosa, ma anche le orchestre, diciamo, la musica, e trovarsi in questi contesti a nutrirsi di una serata di arte e di cultura a questo livello, anche quella è un'esperienza magica. Quindi noi abbiamo anche un'offerta culturale veramente prestigiosa per chi naturalmente ha questa sensibilità e cerca anche questo. Ma ad esempio un'altra cosa che da noi è l'unica in Italia, ci tengo a dirla, noi siamo il primo territorio che ha saputo fare una rete dei rassegne e festival letterari, cioè tutti gli eventi che hanno al centro il libro e la promozione del libro. Quindi anche, a parte, diciamo, la musica, l'opera, la prosa nei teatri, il turista può scegliere durante tutta l'estate, ma anche durante la primavera e l'autunno, una serie di eventi, di presentazione di libri, di festival, tutti in contesti veramente meravigliosi. E questa, diciamo, è una tipologia di offerta che si unisce a quella enogastronomica, a quella dell'outdoor, quindi dell'esperienza all'aria aperta, che può essere il trekking, le passeggiate in bici, l'arrampicata, il kitesurf. Ecco, questo tipo anche di esperienze le puoi fare anche a ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Cioè, quindi un modo, come dicevamo prima, per evitare questo sovraffollamento, questo famoso overbooking di cui si parla nei periodi estivi, è quello di poter scegliere questa destinazione anche fuori dal periodo estivo, perché queste cose le puoi fare, o girare le cantine, ma abbiamo delle cantine storiche, alcune storiche, altre più moderne, meravigliose. Il percorso dei vini è stupendo, sono ormai cantine che ti fanno un'accoglienza di ospitalità di altissimo livello. Altra cosa bellissima che stiamo per avviare, sarà nei prossimi mesi, sono la Settimana Santa, il periodo della Pasqua, che è un periodo ricco di tradizioni, ma anche in cui la natura si risveglia, il periodo della primavera, di molte feste anche religiose, per cui ci sono piccoli borghi dove si festeggiano questa San Giuseppe, ad esempio, a Salemi è la festa dei pani, ma è un'esperienza meravigliosa. Poi lì il Belice
è una zona dove è bello andare anche per caseifici, oltre che per cantine, per oleifici, però devi avere una concezione di una vacanza, no mordi e fuggi, ogni mezz'ora devo fare una cosa diversa. Deve essere una vacanza anche lenta, che ti fa entrare nel ritmo di chi ancora veramente porta le pecore al pascolo e poi dal latte ci fa la migliore ricotta e con questa ricotta i migliori dolci della non so se anche questa volta ho reso l'idea di quello che voglio dire. reso benissimo. Noi questo vogliamo dire, cioè tu ti mangi una bellissima cassata siciliana, un cannolo, ma noi ti portiamo tra le pecore mentre sono al pascolo, ti facciamo vedere la meraviglia di questi pascoli all'aperto, nei campi che in primavera rifioriscono di giallo, di fucsia, bellissimi. Ecco, lo diciamo soprattutto per chi ci sta ascoltando, fidatevi dello scirocco. L'assessore si permette di dire venite tutto l'anno per un motivo molto semplice. In Sicilia basta che giri a scirocco e diventa già una giornata primaverile anche in pieno inverno. Esatto. Per cui fidatevi dello scirocco che vi permette di visitare l'isola tutto l'anno e di apprezzarne, diciamo così, il clima, la cultura e tutta l'offerta enogastronomica. Ma senti, voi a chi puntate? Più Italia o più estero? Soprattutto come si fa a stimolare questa voglia di conoscenza? Allora, noi abbiamo la fortuna, tra le tante fortune, abbiamo quella di avere 2 aeroporti a servizio del territorio. Abbiamo l'aeroporto internazionale di Palermo Punta Raisi, che è a pochi chilometri di autostrada, quindi